Mi spero che il Signore mi tolga la vita, perché questa non è una vita da fare. Ci accolgono nel loro rifugio di fortuna Riccardo e Edi Perazza, moglianesi di nascita, che da marzo stanno vivendo in tenda, dietro a un supermercato a 2 passi dal centro. Sfrattati dall'Ater per inadempienza hanno accumulato un debito da quasi 40.000 euro che i due non sono in grado di ripagare. Una vicenda familiare complessa, aggravata anche dalle loro condizioni di salute. Ma io non chiedo niente a nessuno. Io ho già fatto le mie domande. C'ho anche l'assistente sociale e tutto quanto. Però cosa chiedo? Una villa? Non mi serve una villa a me. A me mi serve una camera e un bagno. Stop. Un caso che l'amministrazione di Mogliano conosce e per il quale gli assistenti sociali sono già attivi. Ai 2 fratelli era stato offerto un posto in dormitorio che è stato rifiutato. L'amministrazione comunale gli ha offerto più volte la possibilità di andare in un dormitorio sia a Treviso che a Mestre, opportunità che loro hanno rifiutato in quanto probabilmente si sentono un po' più liberi così. Certo che è una situazione che non può continuare in questo modo perché non è sostenibile. Grazie comunque alle associazioni di volontariato, alla rete che si è creata nel territorio moglianese, questa situazione di marginalità si sta cercando di includerli ancora un pochino e quindi ci sono delle associazioni tipo la Caritas, la Leva Civile, la Comunità di Sant'Egidio che li aiutano, gli forniscono pasti, li assistono, so che hanno anche modo di lavarsi presso delle persone amiche. Quello che l'amministrazione comunale sta facendo è avviare un percorso per ovviare a questa situazione. Un aiuto per migliorare le loro condizioni di vita che arriva anche dai cittadini e dalle associazioni. È ad un signore del posto, infatti, che Edi e Riccardo devono la costruzione di una piccola tettoia per ripararsi dalle piogge degli scorsi mesi e potersi sistemare in modo più dignitoso. Anche il comune è alla ricerca di una sistemazione per ovviare alla situazione di difficoltà in cui versano, ma trovare un alloggio non è semplice. Il comune in questo momento, anche l'idea di un alloggio non è comunque una cosa così immediata, sappiamo bene che ci sono delle graduatorie, ci sono dei determinati requisiti che anche il comune deve rispettare rispetto all'offrire un'abitazione, quindi quella del dormitorio in questo momento è una soluzione percorribile, soprattutto sarebbe una soluzione tampone di emergenza finché il comune non sarà in grado, visto che ha già avviato un percorso tramite gli assistenti sociali, per creare a loro un'opportunità diversa.